Allerta meteo, farà il weekend in Sicilia il ciclone del Mediterraneo, per poi spostarsi verso le zone del nord-est più favorevoli alla sua crescita. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale sulle due isole maggiori e su altre zone d'Italia. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità e a frequente attività elettrica e c'è apprensione in tutta l'isola ed anche ad Agrigento per l'annunciato bollettino meteo, e questo soprattutto a seguito dei disagi e danni causati in tutta la provincia dall'ultima ondata di maltempo che nelle scorse settimane ha trovato tutti un po' impreparati e ad Agrigento ha provocato danni al cimitero di Bonamorone, la caduta di grossi alberi nel centro città e gravi disagi alla circolazione. L'arrivo del ciclone proveniente dal Nord Africa porterà piogge intense, forti venti e mareggiate. Si tratta di fenomeni che si verificano alcune volte l'anno, soprattutto in autunno ed in primavera. I cicloni mediterranei traggono energia e umidità proprio dai nostri mari e sono responsabili di ondate di maltempo persistenti. È previsto un notevole rimescolamento dell'aria e la risalita di tanta sabbia proveniente dal deserto del Sahara. Insomma, un altro fine settimana all'insegna del freddo e del maltempo. Deludente quindi la primavera di quest'anno che tarda ad arrivare, scoraggia scampagnate e gite fuori porta e rattrista i meteoropatici e non.